colpisce sia i giovani che gli anziani, i primi vittime di traumi ad alta energia, gravi incidenti, ed i secondi a bassa energia a seguito di banali cadute o causate dall'osteoporosi. È la frattura dell'omero prossimale tra le ossa che si rompono più frequentemente in una spalla. Infatti nei pazienti di età superiore ai 65 anni le fratture dell'omero prossimale sono al terzo posto come frequenza, dopo le fratture dell'anca e le fratture del polso. Il tema di grande attualità è stato al centro delle 2 sessioni di lavori della 6ª giornata ortopedica agrigentina Le fratture dell'omero prossimale, promossa dall'unità operativa complessa di reumatologia e traumatologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal professor Rosario Lupo, nonché responsabile scientifico dell'evento. Abbiamo scelto questo tema perché è sicuramente uno degli argomenti più interessanti dell'ultimo decennio. Sono fratture che possono colpire sia soggetti giovani a seguito di traumi molto gravi, quindi traumi ad alta energia, oppure soggetti anziani con traumi a bassa energia, anche cadute all'interno del focolaio domestico. Dopo il trauma, che tipo di fratture si presentano? Le fratture possono essere le più svariate, possiamo andare da fratture molto semplici a 2 parti, abbastanza composte, che possono essere trattate in maniera incruenta con semplici tutori e reggibraccio, fino ad arrivare invece a fratture estremamente complesse, in cui diventa molto importante l'esperienza del chirurgo e dell'equipe chirurgica che affronterà il trattamento. Una 2 giorni organizzata dalla Omnia Congress di Agrigento, che ha coinvolto più di 100 ortopedici provenienti da numerose strutture sanitarie siciliane per approfondire le loro conoscenze sulla materia, essendo l'unità operativa complessa di ortopedia del nosocomio agrigentino un centro di eccellenza e di riferimento regionale. La prima giornata è stata dedicata alla parte teorica con gli interventi di numerosi insigni relatori. La seconda giornata invece è stata dedicata alla pratica e agli interventi eseguiti in diretta dalla sala operatoria in tempo reale durante la conferenza. Dopo il momento dell'intervento chirurgico c'è la fase della degenza e poi il momento del percorso riabilitativo. Certo, il percorso riabilitativo che ha senz'altro un'importanza notevole nel recupero funzionale dell'arto operato e a cui io attribuisco un'importanza pari a quella dell'intervento chirurgico. Un intervento chirurgico ben eseguito, se non è poi trattato bene da un punto di vista riabilitativo, purtroppo non ci darà dei risultati che noi speriamo.